Questo programma è offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta. Cari telespettatori, rieccoci insieme. Come ogni venerdì noi siamo supportati dallo SPCGL del Veneto. Ben arrivata, ben ritornata a Rita Turati, segretaria generale regionale SPCGL. Grazie di essere qui con noi. Rosanna Bettella, ben ritornata, presente sempre anche il martedì sera per dare suggerimenti, perché bisogna di controllare le pensioni, fatele verificare. Sapete che ci sono a volte delle inesattezze, delle imprecisioni, diritti inespressi, e le sedi locali dello SPCGL del Veneto fanno dei controlli, delle verifiche che sono importantissimi. Detto questo, tra parentesi, entriamo nel merito specifico della nostra puntata odierna. Ai noi, perché bisogna sempre dire ai noi quando si parla di pensionati, mai un qualcosa di veramente positivo, sempre qui un po' a lamentarsi perché non tutto va bene. Un'esclamazione: troppi anziani poveri, il governo deve intervenire. Questo ha detto lei, segretaria, di recente, alla luce di che cosa? Che cosa è emerso? Allora, noi, come ormai i telespettatori sono abituati, perché appunto facciamo queste trasmissioni con una certa regolarità, siamo abituati appunto a leggere i dati. A leggere i dati, perché l'esercizio della rappresentanza, se lo vuoi fare bene, lo devi fare conoscendo chi rappresenti, no? E quindi seguiamo sempre con grandissima attenzione l'evoluzione dei dati che ci dà l'INPS, quanti pensioni, quanti pensionati e pensionate ci sono, e in che situazione, diciamo così, di carattere almeno economico, poi andiamo a fare ulteriori verifiche anche sociali, si trovano a vivere. E la cosa che abbiamo notato, per esempio da un anno a questa parte, è appunto che sono diminuiti i pensionati nel Veneto. Noi abbiamo avuto un calo di circa 10.000 pensionati rispetto all'anno scorso, dovuti a un sacco di cose, non ultimo il fatto che c'è il blocco ancora con la legge Fornero che ha rallentato il pensionamento, e però c'è stato un leggero, non una cosa esagerata, ma un leggero aumento della media. Poi lo so che i telespettatori pensano che fare la media delle pensioni è sempre un po' la media del pollo, però a maggior ragione i dati che emergono sono dati preoccupanti, perché intanto noi... Abbiamo delle slide riguardo, magari slide dalla regia, eccola qua. Eccola qua. Perché in Veneto l'importo medio delle pensioni continua ad essere sotto i 900 euro al mese, lordi al mese. Quindi vuol dire, cioè è una conferma anche per i pensionati di quel che emerge dal 25esimo rapporto che l'Istat ha presentato in questi giorni, no? C'è una polarizzazione pazzesca fra chi ha in questo caso una pensione alta e chi ha una pensione bassa, perché se la media appunto su 1.260.000, adesso il numero esattissimo non me lo ricordo, di pensionati che abbiamo ha una media pensione di questo genere, lei capisce che insomma vuol dire che c'è ancora un problema consistente. L'altra cosa che viene fuori però è appunto che rispetto all'anno scorso c'è stato un leggero aumento dell'importo pensionistico. Allora noi abbiamo provato a guardare, no? Tenendo conto che questi dati, voglio specificarlo, sono relativi, qui manca l'INPDAT, cioè sono dati dal punto di vista economico in cui sono state estrapolate, diciamo, le pensioni medie un po' più alte, perché normalmente i pensionati del pubblico impiego hanno una media del valore economico un po' più alta. Quindi sono aumentate circa di un importo, come si vedeva dalla tabella di prima, di circa 12 euro, che è una sciocchezza, no? Però questo nasconde, se si va a vedere in profondità i vari livelli, nasconde, diciamo, un'evoluzione che noi avevamo previsto anche come organizzazioni sindacali del mercato del lavoro degli anni 60, fine anni 60 e tutti gli anni 70, cioè quando c'è stato il boom economico le persone avevano il lavoro, cosa che adesso manca, non solo, ma era un lavoro
che essendo organizzato e tutelato, perché c'è stata una fase di espansione anche delle organizzazioni sindacali e quindi nascita dello statuto dei lavoratori, delle tutele, eccetera, eccetera, insomma, i pensionati che vanno in pensione, che sono meno dal punto di vista delle quantità, ma ci vanno con degli importi leggermente più alti. Questo è perché il valore economico dei contributi versati era decisamente più alto. Però la cosa che a me è allarmante, vedo qui, è stata una grafica, è 1 su 3, cioè 412.000 anziani, stiamo parlando di 412.000, non numeri, vive con meno di 1.000 euro al mese. 110.000 ricevono un assegno inferiore ai 500 euro. E questo è il dato regione Veneto Nord-Est. Certo. Anche questa è la media del pollo, perché anche qui se andiamo a verificare come siamo messi, ci sono le solite situazioni che già conoscevamo ma che sono una conferma, che vedono Belluno e Rovigo con degli importi ancora più bassi, no? Dovuti alla storia di quei territori, alla quantità e qualità di lavoro che si è prodotto, perché adesso penso a Rovigo, che è il territorio che conosco un po' di più, cioè lì c'è l'agricoltura, no? Per quanto tu versi, però è un lavoro stagionale, è un lavoro saltuario e quindi la quantità economica che tu versi è relativamente bassa, tant'è che lì si abbassa ulteriormente, perché appunto a Belluno siamo sugli 843, mentre a Rovigo siamo poco più di 800. Si vede qui, e l'altra cosa, per quello ci interessa molto anche andare a leggere realtà per realtà, perché uno dei territori più ricchi, fra virgolette, perché siamo al di sopra dei 900, è Venezia. Allora Venezia, anche qui per storia, non solo perché c'era la Monte Edison, quindi un impianto industriale non era l'unico, ma insomma è uno dei più grossi in Italia, ma qui c'è molto pubblico impiego. Ah, per quello, capito? quindi effettivamente. E quindi sono pensioni più ricche mediamente, perché lì c'è la regione, insomma c'è molto pubblico impiego e quindi si innalza decisamente più degli altri. L'altra cosa che viene fuori da questa lettura è un'ennesima conferma che è assolutamente allarmante e che appunto ci fa dire che nelle nostre rivendicazioni come sindacato dei pensionati e come organizzazioni sindacali confederali unitariamente, per fortuna in questo senso, sono non solo legittime ma giuste e necessarie, cioè che c'è un divario enorme ancora, colpevole, fra il valore economico di una pensione media degli uomini rispetto a quelle delle donne. Siamo al 50%. Che è dovuto non a un'assenza di lavoro, ma magari a pari di attività lavorative, però retribuzioni diverse. Anche qui bisognerebbe articolare, bisognerebbe articolare, le motivazioni sono davvero tante. Questa è una conferma del fatto che nonostante le leggi, ma questo è un dato italiano come gravità, ma è un dato diciamo medio europeo, cioè c'è una differenza del 30% medio, noi siamo al 50% in Veneto, ma insomma del 30% medio come valore economico, perché nonostante le leggi sulla parità che hanno inserito la parità salariale, di fatto queste vengono applicate a volte sì, a volte no, mediamente a parità di mansione le donne prendono meno. Primo punto. Secondo punto è che le donne fanno un lavoro saltuario. Perché qua leggevo qui la differenza tra uomini e donne con i primi che guadagnano in media 1.223 euro al mese, il doppio dei 640 euro delle donne. Quindi il lavoro saltuario discontinuo, non si tiene conto, a differenza di quello che succede negli altri stati europei, non in tutti, ma in quelli che stanno meglio, sì, Germania, Francia, per citarne alcuni, dove per esempio ci sono due fattori che sostengono l'occupazione femminile. Da un lato i servizi, io pago le tasse e tu mi eroghi i servizi dall'asilo nido, ma non solo, e quindi mi aiuti, no, sul tema della conciliazione, e l'altro tema è che mi riconosci il lavoro di cura, perché sostieni la parità fra i sessi in questo senso. E quindi il fatto che io rimango a casa dal lavoro quando faccio figli, lo faccio per me certamente, ma poi faccio nascere dei cittadini, no? E quindi questi salti diciamo così occupazionali vengono riconosciuti, che è una delle cose centrali che noi stiamo richiedendo oggi al tavolo
all'avvio, diciamo, del secondo tavolo sulla previdenza, perché noi insomma siamo... E c'è qualche segnale, qualche speranza? Beh, rispetto agli uomini e alle donne, diciamo, si intrecciano vari fattori, no? Il fattore culturale comunque, che è ancora forte, che insomma una donna sta bene a casa con i figli quando fa i figli, no? E quindi lavora meno rispetto a una vita lavorativa più corta, quando anche sceglie di lavorare fuori casa rispetto all'uomo. E questa è una questione che dobbiamo affrontare da un punto di vista educativo, da un punto di vista generale. Ci differenzia proprio rispetto al resto dell'Europa. Sto pensando anche alla sentenza della Corte di Cassazione recente, no, sul assegno di divorzio, e dove lì ti fa riflettere profondamente se queste sono le nuove regole, attenzione come viene impostato il menage. Quella ci fa riflettere, nel senso che non tiene conto di queste differenze è come culturali, sulla previdenza, no? Per cui la donna è comunque sempre penalizzata e questo non va assolutamente bene. E poi invece quando la donna lavora comunque c'è questo gap salariale molto, molto forte, che è determinato sempre dal problema del lavoro di cura, del doppio lavoro, no? Che una donna ha fuori e dentro casa. Però a parità, questo ci è stato chiesto da una telespettatrice, a parità di mansioni rivestite in azienda, anzi un telespettatore diceva il contratto collettivo di lavoro non prevede differenze retributive. È vero questo? Dal punto di vista, se io leggo il contratto, non è che c'è differenza, ci mancherebbe, sarebbe fuori, fuori legge, fuori norma. Allora, le differenze derivano da altre situazioni. Quindi. Sì, nel senso che se una donna ha il doppio lavoro o il triplo, diciamo, perché adesso ormai c'è la generazione delle donne fra i 50 e i 60 anni che tengono i nipoti, hanno comunque il problema dei figli o dei nipoti e dei genitori anziani, magari non autosufficienti e quant'altro. Naturalmente una donna preferisce scegliere il part-time per poter affrontare questa fatto di cose, non fa straordinari, quindi non partecipa attivamente ai premi incentivanti che si basano molto spesso proprio sulla presenza al lavoro. No, ma se una donna, ripeto, non è che va a divertirsi ma va a fare un altro lavoro, bisognerebbe rivedere anche il modo di fare contrattazione decentrata rispetto a queste situazioni nei posti di lavoro. Assolutamente. Già ci sono stati dei passi in avanti, guardate che c'erano anni in cui quando si faceva contrattazione decentrata nei posti di lavoro non veniva dato il salario accessorio a una donna che era a casa in maternità. Sì, certo. E quindi perché dicevano non c'è, quindi non partecipa. Adesso quindi invece già è obbligatorio nei mesi di astensione obbligatoria, è obbligatorio dare il premio incentivante, insomma, anche alle donne, perché comunque svolgono un compito che è fondamentale, importantissimo per il nostro paese, soprattutto visto che siamo il paese dal punto di vista demografico con più denatalità, no? E quindi davvero... Ecco, ma alla luce di tutto questo, a voi risulta che ci sia una sensibilità governativa a venire incontro da questo punto di vista? Il sindacato a livello unitario si sta muovendo in questo senso o siamo in un cul-de-sac, cioè quindi in un momento di... Rispetto a cosa? Perché... Proprio in queste richieste di poter aprire, di poter valutare questa situazione e quindi chiedere una contribuzione ulteriore, cioè una partecipazione ulteriore. Sì, ci sono stati periodi più bui e periodi meno bui, perché bisogna anche riconoscerlo. Poi ci sono anche direttive europee che comunque... costringono i governi a mettere in pratica politiche così di promozione e del lavoro femminile. C'è un obiettivo a cui si dovrebbe tendere, no? Un obiettivo che è avere almeno il 46% di occupazione femminile, e noi ancora siamo sotto il 30%. Siamo sotto, non ci siamo. Ah, quindi c'è un obiettivo del 46%? Sì, gli obiettivi di Lisbona. I cosiddetti obiettivi. Giusto, è vero. Puntualmente l'Italia non ne rispetta neanche uno. Di cui non si parla neanche uno. Anche perché poi se non si rispettano entro ci sono anche delle penali, no? Quando
siccome questi devono essere raggiunti entro il 2021, 20 o 21, adesso scusate, non mi ricordo bene, perché poi appunto ce li dimentichiamo. No, perché non se ne parla molto. Ce li dimentichiamo e invece dovrebbero sempre essere all'attenzione di chi vara leggi, insomma di chi fa le leggi. Assolutamente, con questi figurarsi. Situazione quindi di povertà, qui stiamo parlando di povertà. Sì, di povertà. Qui volevo connettere questa discussione appunto perché noi facciamo la lettura di questi dati, no? Ovviamente per mettere a punto diciamo così, una fotografia dei bisogni che in questi anni di crisi si sono moltiplicati fortemente e per poi mettere in campo delle rivendicazioni, queste sia a livello nazionale che a livello territoriale, con la contrattazione sociale, come noi la chiamiamo, in rapporto ai comuni, alle aziende sanitarie, alla regione, eccetera, eccetera. Ma appunto anche a livello nazionale. A livello nazionale, come dicevamo prima, noi abbiamo un tavolo aperto con il governo sulla fase 2 della previdenza, ma qui c'è un punto, perché cioè, la cosa che questi dati due punti, mettiamolo in questo modo, che questi dati mettono in evidenza quali sono. Che adesso c'è questo diciamo, leggero miglioramento dovuto nella diciamo, qualità dell'assegno pensionistico, dovuto al fatto che stanno arrivando alla pensione ormai da qualche anno persone che hanno un bagaglio contributivo pieno, più importante. Ma che cosa succederà fra qualche anno? No? Quindi c'è un primo problema quello di cui enorme. non si vuole mai guardare. Ecco, tenendo conto poi del fatto che per esempio noi siamo di fronte ad un accordo fatto il 28 di settembre dell'anno scorso, molto importante, quello che ha introdotto la nuova 14ª, e quindi anche questo migliorerà, attenzione, perché le persone, adesso voi non potete ricordarvelo, ma in una delle precedenti trasmissioni che abbiamo fatto, qui si dice appunto che 500, aspetta un attimo, che un terzo, ecco, delle 412.000 persone che vivono, pensionati che vivono al di sotto dei 1.000 euro al mese, di queste 110.000 sono al di sotto dei 500, ok? Se noi andiamo a vedere i dati di 10 anni fa, perché abbiamo fatto anche questa verifica, erano molte di più le persone che stavano al di sotto per esempio dei 750 euro lordi mese. Che cosa è successo? Che questi miglioramenti, fra le cose che abbiamo raccontato finora, sono stati dovuti anche al fatto che noi abbiamo aperto dei confronti con lo Stato che ci hanno portato ad incassare insomma qualche miglioramento economico. La 14ª ha fatto sì che dai 46% che erano le persone che avevano un reddito così basso, adesso siamo più o meno ad un terzo, quindi un miglioramento c'è stato. Che cosa succederà dal luglio prossimo, quando entrerà in vigore la nuova 14ª che implementerà verrà implementata del 30% per quelli che ce l'hanno già, ma verrà estesa fino ai 1.000 euro lordi al mese, e ci sarà un ulteriore miglioramento, ma è frutto di un'azione anche sindacale. Ovviamente, questo è importante ricordarlo. Ma l'altra cosa importante, tornando al lavoro e tornando ai giovani, è che cosa succederà in prospettiva, perché senza lavoro questo sistema previdenziale non reggerà più. Allora bisogna sbloccare, tornare a dare flessibilità al sistema previdenziale, perché noi abbiamo un sistema previdenziale che non ha ancora un limite massimo, adesso per farmi capire, all'età pensionabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso cioè le aspettative di vita, ecco, che adesso arrivano a 60 per la vecchia... 84 e qualcosa per la... 67 anni e 66 anni e 7 mesi per andare in pensione. Sull'età pensionabile. Sì. Sull'età pensionabile non hanno un limite, ok?
non c'è più un limite per andare in pensione, perché ogni 3 anni questo c'è un adeguamento, no, sulle aspettative di vita. Quindi quello che per caso tra 10 anni potrebbe essere 70 anni, esattamente. Crea che uno questo stato è di un non aberrazione. senso per chi, come noi in Italia, abbiamo un sistema basato sulla contribuzione, su un sistema contributivo, perché io devo avere un diritto, arrivati ad una certa età, non tanto vecchia, di poter andare in pensione sulla base di quello che ho versato. Certo, scusa, se verso tutto, non è come nel sistema precedente, quello retributivo, in cui magari c'era la corsa negli ultimi anni per avere un avanzamento di carriera e quindi ci andavo, no, con lo stipendio più alto. No, adesso è contributivo e tu devi rendere flessibile questo sistema. Una prima cosa che avevamo ottenuto e che di fatto è in corso, insomma, di applicazione, non ne sto leggendo neanche uno. No, dopo li leggiamo. Il governo è mosso da interessi delle multinazionali e non da interessi dei cittadini. Dubito che vi diano ascolto, a meno che non vi sia qualcosa che metta a rischio la loro sedia. Su un punto invece ci hanno dato ascolto, ma i decreti attuativi ancora non ci sono, che è relativo all'APE sociale, in cui si riconosce che per alcuni lavori si sblocca. Se tu fai l'infermiere, per dire, fai dei turni stressanti o sei su dei ponteggi, non puoi andare avanti a lavorare fino ai 67 anni e oltre, no? Ma l'APE social non è ancora stata attuata, però? No, nel senso si stanno aspettando i decreti attuativi. La questione si continua a dire da prima, doveva uscire prima entro aprile e adesso si sta posticipando, perché c'è stato dal Consiglio di Stato alcune osservazioni, ma comunque c'è. dovrebbe essere imminente. Questo però non compromette il fatto di chi farà domanda, perché comunque anche i termini sono stati prorogati, e anche con effetto retroattivo dal 1° maggio, per cui insomma su questo almeno possiamo dire di essere tranquilli. Allora, torniamo su questi temi, andiamo prima in pubblicità pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi, leggiamo anche i vostri messaggi. Stiamo parlando di pensioni comunque, solo un accenno era quello della separazione, ma non parliamo di separazione e divorzio, pensioni. Assolutamente.